Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie del nostro club del preferito. Forza, sempre il campione. L'ex portiere Gianluigi Buffon, ora capo della delegazione della nazionale italiana, ha parlato a Sky Sport a margine dell'evento di presentazione dei 100 candidati al Golden Boy a Solomeo, in provincia di Perugia. C'è attesa e curiosità. La certezza è che questo è l'unico obiettivo e l'unica cosa a cui pensare nei prossimi mesi. Vogliamo qualificarci, senza esitazione. Almeno un campione d'Europa in rosa tra Donnarumma e i giocatori dell'Inter sarà presente. La fatica della finale di Champions League potrà avere un impatto? Emotivamente e fisicamente, lasci qualcosa. Ma essere un campione con questo pedigree significa avere la mentalità giusta per superare questo tipo di avversità. Su chi dovrebbe puntare la Juventus? Stai chiedendo alla persona sbagliata. Chiellini è qui da sempre e credo che nessuno lo sappia meglio di lui. Le cose vanno capite dall'interno e in profondità. Fare continuamente paragoni con la mia Juve e con quello che è stata per 20 anni può essere controproducente. Non ho idea di cosa avrebbe potuto funzionare e cosa no, cosa consigliare. Sono stato solo uno spettatore, ma alla fine ho visto una squadra che ha raggiunto l'obiettivo minimo che per certi versi non sembrava così scontato. A parte la piccola parentesi della sconfitta contro il Parma, ho visto una squadra che almeno aveva la convinzione comune di affrontare gli impegni. Questa stagione della Juventus può essere paragonata a quella precedente alla prima avventura di Conte? È l'uomo giusto? A differenza di molti di voi, non sono e non ero così convinto che avrebbe lasciato definitivamente il Napoli. Antonio è uno che ha quell'intelligenza e quell'intuito animalesco che gli fa capire subito se la posizione in cui si trova può offrirgli vittorie o competizione future. Il fatto che non abbia ancora detto nulla conferma quello che pensavo. È un ottimo allenatore e il profilo perfetto per le situazioni che certe squadre si trovano ad affrontare. Il suo curriculum la dice lunga, credo. Qual è la vostra opinione, tifosi azzurri? Lascia un commento sul video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!